diretta del TG. Come vi dicevo, stavamo per parlare di Mesagne. Infatti, nonostante le ristrettezze economiche e anche la formale mancanza di tempo per programmare gli eventi, il Comune ha garantito comunque la partecipazione alla Settimana della Cultura. Vediamo e ascoltiamo il servizio di Agnese Poci. La Settimana della Cultura a Mesagne si farà. Poche sono le iniziative previste in programma in realtà, dati i tempi ristretti e i pochi fondi a disposizione delle casse comunali. Il commissario straordinario che mi ha preceduto ha voluto meritoriamente aderire alla Settimana della Cultura, del quale io ho preso atto e lo condivido, perché anche pur senza finanziamenti particolari ad hoc per questa abbiamo voluto intraprendere un percorso, aderire a questa Settimana della Cultura con una serie di iniziative. Le iniziative sono anzitutto visite guidate al museo, al centro storico e al sito archeologico di Muro Tenente. Visite guidate aperte, a cominciare dalle scuole, in collaborazione con gli istituti scolastici. Abbiamo organizzato questi percorsi, visite guidate grazie alla collaborazione di un'associazione Mesagne dedita ad accompagnare i cittadini nel percorso guidato che si sta facendo. A fianco a questo si è organizzata la presentazione di un libro, L'insediamento messapico di Muro Tenente, scavi e ricerche. In collaborazione, come diceva il Sindaco, con Promocultura Group e con la Proloco si è approntato un calendario di visite guidate, perché nell'ambito della Settimana della Cultura solitamente tutti i contenitori hanno accesso gratuito, e questo lo sta facendo anche il Comune di Mesagne per quanto riguarda il castello e il museo, però si è pensato di accompagnare anche i visitatori in un percorso guidato per rendere la fruizione più consapevole, e sicuramente con questi partner che hanno una certa esperienza la visita guidata sarà un'occasione per conoscere sia il museo che il castello che il centro storico. E le date sono quelle del 21, del 23 e del 25 aprile. Si è anche ipotizzato, se il tempo lo consente, una visita guidata presso il sito di Muro Tenente precedente alla presentazione del libro, che avverrà il 30 aprile alle 18 presso l'Auditorium del Castello. Chiaramente saranno presenti gli autori, in particolare il professor Gert Burgers, che conduce da decenni le indagini scientifiche presso il sito di Muro Tenente. Presso l'Istituto Tecnico